Benvenuti alla Virtus Segafredo Arena di Bologna per questo scontro tra le seconde della classe, Virtus contro Humana Reyer Venezia. In punta Tessitori, palla schiacciata per terra ancora per Tucker. Certo, questo non un bel canestro da prendere per la Virtus. Casarin che va fuori da Wilcher con chilometri. Non sbagliano più quelli in maglia bianca. Questi invece sono i canestri di Marco Bellinelli, che nel momento del bisogno vuole mettersi dentro questa partita. Tanto Bellinelli, sono due. Questa la fa anche nel sonno con, non lo so, la pipa in bocca. Marco Bellinelli, 7 punti, Brooks rimette le mani di De Nicolao che attacca Lundberg, rimane sul blocco Lundberg e allora il gioco a 2 è perfetto con la schiacciata. Tucker ancora prova a svitarsi, poi si butta indietro sulla sirena Tucker. We got to continue to play defense, make it tough on them, and continue to play long offense and get the best shot possible. Brown Junior fino in fondo, sbaglia Tessitori. Bravo Tessitori che segue ogni volta che una guardia va al ferro, crea l'opportunità migliore per un rimbalzo in attacco. Tucker prova a pagare per tutti alzandosi da 3. Non ho capito cosa stavi dicendo, lui. Non ha costruito neanche. Sono che... 3, Sì. 1, 2, 3, Tucker a 17. Qui intanto Paiola tutto campo contro Brown Junior. Che energia per Paiola, Schengelia con la schiacciata. Dobric per rimbalzo, dall'altra parte c'è Mascolo che attacca il canestro, va fuori da Abbas, altra tripla di Abbas, pareggia la Virtus. Pareggione, grande azione. Wilcher gliela rimette nelle mani, poi va per il blocco solo accennato, va sotto a ricevere dopo il taglio. Wilcher si appoggia alla tabella, canestrone. Wilcher sbaglia, perdona Wilcher, morbidi un pochino a rimbalzo, tutti tranne Hackett. Dunston cancellato a Tessitori. Hackett Casarin contro Bellinelli, Tessitori in punta sotto, palla riuscita alla perfezione per Parks. Importante questo possesso, Bellinelli con la tripla! I campioni sono questi, Marco Bellinelli. Adesso riceve per andare ancora a prendersi 3 liberi. Libero di Bellinelli, ovviamente dentro. Bellinelli uscita e sono ancora 3. Altro triplone di Marco Bellinelli, meno 1. Tucker, non arrivano i fischi. Stavolta Cordini ancora senza fischi. Si sono dimenticati i fischietti qua. Gli arbitri. Dall'altra parte Schengelia può andare a inchiodare il pareggio. Lui 4 secondi, 3 secondi, attacca Cordinier, si ferma, alza, sbaglia, Paiola da metà campo, non trova nemmeno il ferro, non bastano 40 minuti, tutti qui, overtime. Brown Junior, Cordinier resiste, difesa splendida di Cordinier, che poi però viene depredato da Tucker, che cerca di salvare, mette nelle mani di Schengelia, sotto da Paiola, altri 2, incredibile, sono passone più 3 della Virtus. Brooks a mettere le mani di Brown Junior, ha bisogno di punti Venezia, prova a darglieli Brown Junior, eccoli qui, meno 1.
Palla sotto per Wilshere contro Abbas, portato a lavorare sotto canestro. Wilshere dentro il sorpasso a 14 dalla fine. Con Schengelia che blocca, non riceve Bellinelli. Paiolo perde il pallone, però E ancora palla Virtus. Sì. 2.4. Schengelia prende il Per tiro, la lui da partita. 3 lo sbaglia. Canta la sirena, ha vinto Venezia in casa di Bologna. È solo la seconda sconfitta casalinga in stagione tra campionato ed Eurocup. E sono orgogliosissimo dei miei compagni di squadra perché hanno fatto veramente un bel lavoro di squadra. Sono molto contento.